Nel secondo turno infrasettimanale, nella quarta giornata di campionato, amici telespettatori, la Catania affronta la Vibonese, una partita estremamente complicata e complessa nella misura in cui la Catania oggi affronta una formazione assolutamente in forma in questo campionato, una squadra, così come avete sentito dire dalle osservazioni che ci sono giunte anche dal studio e dai nostri osservatori tecnici, una squadra che gioca il credo di Giacomo Modica, allenatore ma anche giocatore che conosciamo benissimo per essere di scuola assolutamente zemaniana. Le squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo: l'arbitro il signor Mario Picardi di Viareggio, il primo assistente De Luca di Merano, il secondo è Montinello di Gradisca di Sonzo. La divisa nera degli arbitri, anche questo è un bel refrain, ci ricorda comunque anche la storia del calcio e delle due formazioni. La Catania che gioca per la prima volta qui all'interno dello stadio Angelo Massimino, indossando la casacca rossa-azzurra con i pantaloncini azzurri, calzettoni neri, i due capitani delle squadre che sono pronte per la stretta di mano e lo scambio di gagliardetti. Tazza ovviamente per la Vibonese, riprende la fascia da capitano Francesco Lodi, che eccolo qui, stretta di mano, Tazza, Lodi e poi ovviamente Picardi, De Luca e Montinello. Splendida giornata di sole, dicevamo, con una temperatura gradevole per una partita di calcio e con una quasi assenza di vento e terreno di gioco che ci sembra così dall'alto in ottime condizioni. Carli, tu che lo vedi da vicino, com'è? Sì, è bellissimo Angelo, te lo confermo, sembra veramente in ottime condizioni, meglio della partita dell'altra sera, ancora meglio della partita dell'altra sera. Peccato Angelo che non ci ospitano, insomma, per farci quattro calci anche noi. Vabbè, insomma, scherzo un po' con te Assolutamente sì, prima o poi lo faremo, ma intanto giustamente la nostra regia, che ringraziamo insieme a tutto l'enorme staff tecnico che ci segue in questa avventura, in questo campionato, tutte le professionalità che non vedete ma che vi consentono di assistere insieme a noi a questa partita, che noi ringraziamo come sempre all'inizio di questa partita e di questa gara. Ci hanno dato la possibilità di avere uno scorcio di quelle che sono le due curve della Catania e se vogliamo possiamo anche ritornare, mentre tutto è pronto per l'inizio di questa partita con integrale tenuta bianca per la Vibonese, ovviamente con i Rever Rossoblu che sono praticamente il simbolo dei colori sociali. Partirà il calcio d'inizio proprio con Zimaniowski, giocatore con la maglia numero 7 argentino, a fianco a lui c'è anche Balla. Sono pronti per il fischio d'inizio Mario Picardi della sezione di Viareggio. È tutto pronto per l'inizio di questa partita, si colloca all'interno della metà campo della Vibonese, controlla il cronometro e parte in questo istante la partita con il primo tentativo da parte di Basualdo. Ne parlavamo prima in studio con De Marco, cerca la profondità sull'appoggio sulla corsia di destra proprio su Hernaitz, non di fatto perché pallone scorre via oltre la linea del fondo. Partita iniziata da una manciata di secondi, subito l'apertura sul fronte offensivo di destra per Rapisarda, si fa vedere là davanti Rizzo, prova a dare una pressione al portatore di palla, Bonin all'indietro per Rendic, l'appoggio per il centrale, Nallo, apertura sulla corsia di destra dove opera Tazza, non sa chi dare il pallone, al centro nuovamente, dal capitano al centrale, dal centrale all'altro Bonin, Dominicano, ancora lo scambio, cercano le corsie, cercano la profondità, Tazza non riesce comunque a controllare la palla che si perde fuori. Un minuto dall'inizio di questa partita, si riparte invece sull'altro fronte con la manovra del Catania, c'è Somma, riprende la posizione centrale insieme a una garanzia dell'asse di centrocampo che è Lorenzini. Verticalizza il Catania, non capisce però Forchignone l'intenzione del compagno, provano a cercare il pressing, mantiene comunque il pallone all'interno del angolo di gioco Somma, non ci riesce poi nel controllo, guadagnano 15 metri i giocatori della Vibonese. Sparandeo per la rimessa con le mani, fronte offensivo di sinistra, quello
prescelto dal tecnico Modica nella fraseggio di questa fase di partita. Anselmo si ritira, l'ultimo tocco è stato proprio del 32, centrocampista centrale della Vibonese. Non si chiude la triangolazione, si era fatto vedere là davanti Sarao, non tocca neanche il suo primo pallone, ma troppo presto, rimessa con le mani a favore della Vibonese. Sparandeo chiama lo schema per i compagni, si fa vedere il movimento di Balla, poi Lodi mette praticamente un punto esclamativo, pallone che oltrepassa la linea mediana del campo, uno scontro, l'arbitro ferma il gioco, non ci sono scintille, lo dice Forchignone apertamente al direttore di gara, tant'è che si riprende comunque a giocare con una semplice rimessa con le mani, non c'era stato contatto. La Vibonese con Sparandeo, lo scambio più davanti per Anselmo, il controllo lì in mezzo al campo di Basualdo, l'argentino, il pressing su di lui, l'arbitro ferma il gioco, cartellino giallo, lo rimedia Forchignone, è già entrato nervosetto il ragazzo in forze della formazione rossazzurra, era stato già, diciamo, intercettato dal direttore di gara nelle due precedenti occasioni in cui il gioco era stato interrotto, in prestito dal Sassuolo. Questo ragazzo cresciuto praticamente nelle giovanili prima di approdare poi qui al Catania, al quale sta dando l'opportunità dei suoi servigi, ma il Catania anche quella di poter essere, mentre attenzione c'è la girata incredibile, il gol del Catania con Vitale che praticamente mette il pallone al centro e con una girata di esterno destro Vitale riesce con la testa a mettere il pallone in fondo al sacco con una giocata di Lodi, e guardate come praticamente subito il Catania riesca a sbloccare il gol, guardate come tutti vanno ad abbracciare, guardate il calcio di punizione di Lodi, la sponda che arriva di testa e poi Vitale con l'esterno del destro punisce incredibilmente. Anche questo, ragazzi, è un gol pazzesco, perché bisogna avere intelligenza, piede, testa e anche di poterlo fare. Per un ragazzo di classe 2004 questo davvero è un grandissimo gol. Annotiamolo immediatamente al terzo minuto dall'inizio di questa partita. Il calcio di punizione di Lodi, lo riguardiamo, guardate Lodi, il tocco con la pianta del piede, poi il colpo di testa e la girata di esterno destro a tagliare praticamente la porta di Vitale. Un'azione sicuramente frutto di uno schema che è partito dal calcio di punizione di Lodi, posizione defilata e il colpo di testa a seguire, l'inserimento stavolta della mezzala che entra praticamente in area di rigore. Le sponde di Sarao liberano praticamente la postazione e il gran gol, perché appena il pallone plana per terra Vitale non ci pensa due volte. Attenzione nel frattempo, perché Forchignone si perde una palla, ma comunque ultimo tocco del giocatore rossazzurro. E il primo gol degli under in questa stagione, hanno segnato tantissimi, ma poi questo è un gol che vale doppio, perché è un under 2004 ed è un ragazzo che si è davvero inserito bene, era rientrato dopo il turno aveva saltato la partita per il turno di squalifica, rientrato in campo e subito una giocata da gran giocatore. Devi averlo in testa un gol del genere, non devi avere paura di fare cattiva figura a 18 anni davanti al pubblico dello stadio Angelo Massimino. Ci hai provato perché vuol dire che hai francamente la stoffa per farlo. Nel frattempo non ci siamo disinteressati alla partita, soltanto che la gara non sta regalando degli spunti importanti. Ci è sembrato opportuno sottolineare ancora meglio, ancora di più, la giocata di Vitale, il gran gol e il fraseggio sugli sviluppi del calcio di punizione
che hanno condotto il Catania a scardinare la linea difensiva della Vibonese e a realizzare il gol. Ma adesso non culliamoci negli errori, è la prima volta che il Catania pronti e via sblocca la partita. Anche questo è un dato statistico importante, è capitato sì tante volte nei primi 45 minuti, ma non così a freddo. Adesso il Catania è forte comunque di un vantaggio. La Vibonese, attenzione, con Balla, l'ingresso dell'area di rigore, il tentativo di sovrapposizione, Sparandeo, palla che comunque non coglie l'intenzione perché viene deviata oltre la linea del fondo. Si batterà pertanto il calcio d'angolo, lo batte Szymanowski dalla bandierina di sinistra rispetto al fronte offensivo della formazione ospite, intercettato da Lodi. Il tiro che si immola con la testa e fa in modo che comunque la Vibonese possa ripartire con una rimessa con le mani, partita veloce dalle prime battute, dai primi fraseggi. Ci è parso tatticamente il Catania meglio messo in campo, soprattutto con i fraseggi lì in mezzo al campo. Pallone intercettato con un braccio e quindi bisogna nuovamente ripartire con un calcio di punizione a favore. Ha commesso Rizzo, che comunque si defila dalla corsia di sinistra. L'albanese Balla batte con destro, attenzione, potrebbe mirare anche al secondo palo, ma è più probabile uno schema che faccia intervenire le Torri, tant'è vero che arriva comunque più in alto di tutti sempre il 18 della formazione rossa-azzurra, alza il pallone in modo che diventi innocuo per l'intera linea difensiva della Catania, lo spedisce sull'altro fronte e quindi Vibonese che parte con una rimessa con le mani, pallone però che non trova l'intesa e la triangolazione dei compagni di squadra, si perde sul fondo. 9 minuti dall'inizio di questa partita. Il risultato, amici telespettatori che ci seguite da ogni dove, il Catania è in vantaggio. Il primo gol dell'Under e soprattutto di un 2004. Attenzione nel frattempo perché la Vibonese non raccoglie, Lodi all'indietro, la triangolazione stretta, poi pallone sporco, arriva la parata sul tiro comunque ormai indebolito. Beters non ha nessuna difficoltà, riparte da Somma, lo scambio stavolta su Rizzo con Rapisarda, taglio in profondità, tentativo di servizio lì davanti per Forchignone che si era ricreato uno spazio sul fronte offensivo di destra. Finora non è stata innescata, diciamo, la portata offensiva degli attaccanti della Catania, né Sarao né Giovinco hanno avuto grandissime opportunità. Con calma, Somma di testa all'indietro per Beters con le mani, applausi dello stadio Angelo Massimino, mentre entrambe le curve si fanno vedere e soprattutto si fanno sentire. Sono tornate a sventolare le bandiere della Catania in ogni dove e in ogni angolo anche della città nel preparativo di questa partita. Castellini, guardateli i tifosi della Catania, sentiteli i cori che hanno accompagnato questa squadra dall'anno di fondazione in avanti. Lungo lancio, benissimo, di Rizzo, lo stop di Forchignone al centro dell'area di rigore, incredibile, non ci arriva per un attimo in scivolata, ci aveva provato Sarao, ma è buono anche l'indirizzo del pallone in velocità, il taglio in profondità, l'inserimento di Sarao che arriva con un attimo di ritardo sulla splendida lettura anche nella diagonale offensiva della Catania. Peccato, a ragione di pochi istanti, chissà, rivedremo anche questa possibilità per il Catania che si è sviluppata al minuto 11° con Forchignone
per Sarao. La panchina del Catania, Gianni Ferraro, Lorenzini suo primo piano, va bene così, di testa ci prova sempre il numero 11, l'intervento poi di Rapisarda, Forchignone all'indietro per Somma. Lorenzini, sviluppo anche con una maggiore velocità del fraseggio, stavolta rasoterra, Rizzo, pallone intercettato in seconda battuta, Rizzo sforbiciata, palla che arriva direttamente tra i piedi di Giacomo Modica. Bonin, Cennallo, Tazza sull'altro fronte. Si era lasciato sfuggire Forchignone, Sparandeo, non marca la linea media del campo però il Vibonese, stavolta sì, Sparandeo, centrale, l'appoggio per Basualdo, il metronomo di questa squadra finora, però ha battuto a vuoto il tempo, assolutamente impensierito, non impensierito da alcuna progressione offensiva. Beters, Catania che ha ottimizzato lo sforzo al terzo minuto sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Lodi. Riprende la Vibonese, Sparandeo, centrale, Bonin, tuttamanti comunque il baricentro della Vibonese, all'indietro Basualdo, ancora Bonin, scambio corto lì in mezzo al campo, ci prova comunque con un taglio e un'apertura buona comunque la guardia lì in mezzo, Vitale che ancora rincorre, stradica il pallone dai piedi all'avversario, applausi per lui, anche per Mattia Vitale, non soltanto autore del gol ma finora anche di una prestazione senza cali di tensione e soprattutto senza innamorarsi troppo di un gol di altra categoria e di altra levatura per essere poi stato realizzato all'interno del Massimino davanti al pubblico amico sul pallone che spiove. Chissà come l'ha vissuta anche la panchina della Catania. Marco Carli. E ti volevo raccontare proprio questo, Angelo, perché chiaramente grande esultanza, ovvio il gol di Vitale. Ho visto particolarmente Biaggianti con gli occhi che gli brillavano, centrocampista anche lui, che magari avrà rivissuto alcuni momenti iniziali della sua carriera, no? Proprio qui al Massimino. Dicevi poi inoltre della pressione che esercita la Vibonese. Avrai notato sicuramente il calcio d'inizio della partita con prettamente zemaniano, con solo due giocatori al di là della linea, due giocatori dietro il cerchio centrale del centrocampo e tutti gli altri sulla linea del centrocampo pronti a partire. E poi la pressione anche che esercita la Vibonese sulla rimessa laterale del Catania in zona di difesa, però insomma dopo questo avvio comunque positivo anche della Vibonese è arrivato il gol del Catania. Confronto poco fa fra Ferraro e Michele Zeoli, come avviene di solito, con Michele Zeoli che in questo momento, che insomma un po' il metronomo di quello che succede in casa Catania, sono più gli incoraggiamenti in questo momento a Sarao, a Rapisarda, per quanto di buono stanno facendo. A te per questo angolo. Calcio d'angolo che batte il Catania. Siamo giunti al minuto 15°, è andato via il primo quarto di questa partita. Dalla bandierina c'è Giovinco pronto a batterlo, lo fa corto per l'appoggio per Lodi, pallone che spiove all'interno della rigore. Il controllo in due battute, poi non ci arriva Somma, ma ancora palla che rimane viva all'interno dell'area rigore. L'intervento di Somma, poi c'è quello comunque di Picardi di Viareggio che dice che c'è fallo. Sarao si spiega con il direttore di gara, dice di non avere commesso assolutamente il contatto incriminato, ma va da sé che l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione a favore della Vibonese. 16 minuti e mezzo, c'è anche un buon ritmo in questa partita e questa circostanza in un certo qual senso smentisce finora le prime giocate
del Catania, le prime anche partite di questa squadra, che sembra sicuramente aver accorciato le distanze tra il reparto di centrocampo e quello offensivo, ma soprattutto una maggiore intesa sul fraseggio, e mi pare che qui adesso alibi di terreno di gioco non ce ne siano. Lodi con calma, gioca sicuramente meglio il Catania, anche perché la Vibonese non è una squadra che si chiude. Insomma, Rizzo, vice capitano, con i piedi, Beters prolunga nella terra di nessuno, lascia sfilare la Vibonese. Sparandeo, la rimessa con le mani, Bonin, si parte sempre da quella posizione centrale di Anselmo, apertura a destra per Tazza, guarda lo schieramento dei compagni, Tazza preferisce l'appoggio corto, fraseggio che viene però interrotto, ancora cerchio di centrocampo, 17 minuti, 18 tra qualche istante, la Vibonese continua un possesso palla che però continua ad essere particolarmente sterile, troppo indietro il Catania. L'apertura per Balla, mantiene il pallone all'interno del rettangolo di gioco, palla ancora viva, attenzione l'intervento di Sparandeo in seconda battuta, pallone che però gli rimbalza nello stinco, troppo profondo, il campo è finito, si riprende a giocare con una rimessa, ritorna Sparandeo nella posizione, Catania che dovrebbe uscire fuori qualche metro, anche se evidentemente preferisce aspettare nella propria metà campo la Vibonese per poi provare le ripartenze con calma. Beters, instancabili i tifosi della Catania, il cui tifo diventa la colonna sonora all'interno di questo stadio. Sbagliato l'appoggio di somma per Castellini, si riprende quindi a giocare con un fallo laterale, solita battuta lunga di Sparandeo, si lotta in mezzo, fallo in attacco, anzi no, sono prime scintille in questa partita tra Balla e Rizzo, si defila Rizzo per evitare sanzioni disciplinari, il direttore di gara che redarguisce soltanto verbalmente, espressione inequivocabile di Rizzo colta dalle nostre telecamere. Calcio di punizione per la Vibonese, Basualdo sul pallone chiama lo schema, si fa vedere, attenzione Balla che è libero sulla corsia di sinistra, sono 4 giocatori della Vibonese all'interno dell'area di rigore, è proprio Balla che raccoglie in seconda battuta lo schema nella possibilità di Knights di andare in profondità, e qui c'è un fallo chiaro, incredibile, e da cartellino giallo-arancione il fallo di Basualdo sul sì, è proprio rosso, è chiaro, aveva uscito il giallo prima il direttore di gara, poi ci ha sentiti evidentemente Basualdo si prende l'espulsione perché secondo me il direttore di gara sollecitato, guardate, lo salta e poi Basualdo va a dare proprio la punta dei tacchetti mirando la fronte di Forchignone, che ovviamente ne avrà subito le conseguenze più gravi. Reputo punti di sutura per il giovane giocatore della formazione rossazzurra, che comunque si rialza, rovesciata assolutamente senza altro senso se non quello di andare a toccare duro l'avversario. L'arbitro Picardi prima estrae il giallo, poi il primo assistente De Luca evidentemente gli racconta quello che è successo e quindi per lui cartellino rosso. Forchignone si è comunque rialzato, bene così per il giocatore con la maglia numero 11 che sta facendo davvero una bella partita dopo un inizio particolarmente elettrico dovuto sicuramente all'emozione e al nervosismo. Sta sciorinando una bella partita Marco Carli.
Sì, è vero, Forchignone, grandi applausi per lui proprio nell'occasione precedente in cui si è lanciato. Ricordo la partita con la San Cataldese, prima partita di questo Catania in Coppa Italia, non una partita entusiasmante, ma Forchignone era entrato nel secondo tempo dando l'impressione di essere un giocatore di valore, come sta dimostrando e come ha dimostrato in questa occasione, portando la doppia ammonizione di Basualdo e dunque all'espulsione, con la Vibonese ridotta ovviamente in 10 uomini. In salita la partita per la Vibonese, sicuramente invece i titoli in questo momento della gara per Michele Forchignone e il suo curriculum, partito dalle giovanili del Sassuolo, passato poi al Carpi, ma siamo giù di lì, ancora Sassuolo la stagione successiva, è arrivato in prestito alla Catania, collocato nella posizione che gli è sicuramente meno ideale, perché lui parte tecnicamente come ala sinistra, può giocare anche a destra, così come sta interpretando questa partita, e mi pare che aveva ragione il vicepresidente del Catania, si aspettava di vederlo. Noi abbiamo visto però anche il gran gol di Vitale, che rimane sicuramente da incorniciare per quanto riguarda questi primi minuti di partita. E a proposito di minuti, sono trascorsi 23 minuti 20 secondi, risultato, ricordiamolo, di una rete a 0, il gol di Vitale. In 10 dal 20° minuto la Vibonese, dopo l'espulsione decretata dal direttore di gara per il fallo su Forchignone, gioco fermo. Lodi non si è visto moltissimo, ma non è stata necessaria. Forchignone, l'esterno con il destro, il tentativo di fare una specie di passo doble di Rapisarda. Ancora Forchignone, applausi per lui, quelli che sentite in sottofondo. Lodi, cerchio di centrocampo, Lorenzini, somma, a destra c'è Rizzo, stavolta il colpo gli riesce, qua ancora una volta non si fanno complimenti, c'è il giallo per Rizzo, intervento particolarmente pericoloso per il numero 18 della Catania. Stavolta l'arbitro non ha dubbi e perplessità, aspetta che Rizzo si rialzi e gli estrae il cartellino giallo. Sono 2 gli ammoniti del Catania, mentre l'espulso di questa partita per le fila della Vibonese, che ha lasciato in 10, è Anselmo. Espulsione di Anselmo e poi il giallo, calcio di buona levatura, quello che stiamo vedendo comunque a Catania. Rizzo, posizione centrale per lui, Giovinco, versante di sinistra del campo, all'indietro per Betters, si porta a spasso per qualche istante il pallone, poi lo rispedisce nuovamente da parte di Castellini. Lorenzini, Rizzo, testa alta per Rizzo, verticalizzazione nel tentativo di cogliere il tempo giusto per mettere in movimento la Pisarda. Lodi, lo scambio, Forchignone sull'auto di destra del campo, Forchignone la mette al centro e poi stavolta anticipato Giovinco. Buona la chiusura dei centrali difensivi della Vibonese. Nicolas Nallo è andato in anticipo e anche da quel lato Sparandeo, giocatore più esterno, largo a sinistra, insieme a Bonin, che invece fa il centrale difensivo di sinistra. Sparandeo Tazza invece il capitano sulla destra. A fronti invertiti i 2 centrali, Somma e Lorenzini, palleggiano, rinuncia alla pressing la Vibonese, poi il colpo di petto
quasi a seguire, non inteso dai compagni, sul tentativo di cercare la profondità per vie centrali del Catania. Palla che si perde. Besmir Balla rinuncia a rincorrere il pallone, si riprenderà pertanto a giocare con una rimessa con le mani affidata alla Catania, a Francesco Rapisarda. Lì in mezzo stavolta l'anticipo su Forchignone, giocatore che ha praticamente iniziato bene questa esperienza, però non ci voleva quel giallo. C'è un incidente fortuito tra due rossazzurri, tra Somma da una parte e Rapisarda dall'altra, che comunque si rialza. Non ci sono traumi né per l'uno né per l'altro, c'è soltanto gioco fermo, palla fuori con le mani. Rimette in gioco Sparandeo, la triangolazione. Sparandeo prova a cercare il cross, va Forchignone a chiudere sul tentativo di apertura. L'arbitro ferma il gioco, c'è fallo in avanti, calcio di punizione un po' giù. Nella circostanza i giocatori della Vibonese, avete visto l'espressione dipinta sul volto del trequartista spagnolo Hernáiz. Catania che fa un gioco a questo punto, non dico tranquillo, ma senza particolari patemi, perché la Vibonese rinuncia al pressing, lo fa soltanto adesso con i piedi, però Beters è tranquillo. Serve Rapisarda, scontro, Rapisarda alla peggio, fa praticamente Hernáiz il muro di cemento armato, e guardate come l'arbitro vada a parlare. Sì, qui se non c'è, sicuramente c'è il calcio di punizione e forse c'è soltanto l'ammonimento verbale, ma se non ci fossero state probabilmente altre sanzioni disciplinari già combinate al direttore di gara, probabilmente poteva starci anche il giallo. Attenzione, perché l'apertura sulla corsia di sinistra per il Catania, il tentativo poi di raccogliere il pallone di Sarao, il palla che si perde davvero pochissimo fuori, la girata di Manuel Sarao, il pallone indirizzato al palo più lontano, il cattivo controllo del centrale difensivo. Sarao si gira con il piede sinistro e palla che davvero lambisce di pochissimo. Al minuto 29esimo il palo di sinistra della porta di Dino Rendic. Il portiere sarebbe stato battuto, certamente era ormai fuori orbita, la palla non gli ha girato, ma rimane comunque il gesto atletico di Sarao, facilitato dall'errore di Nicolas Nallo, che gli ha praticamente restituito il pallone all'interno dell'area di rigore. Spalle alla porta, Sarao si è girato e senza guardare lo specchio della porta, così a memoria è andato a cercarlo. La memoria sicuramente non lo ha tradito, lo ha tradito la chiusura sul sinistro, forse lasciata troppo larga, ma sarebbe stato davvero un gran gol. Si lotta a centrocampo, si è svegliata la partita con Giovinco, Lodi a destra, solito intervento di Forchignone che si candida per una maglia da titolare, stavolta gli sradicano i piedi, il pallone dai piedi. Sparandeo spreca tutto perché indirizza direttamente tra le braccia di Beters. Zimaniowski se l'ha fatto vedere e adesso attenzione, perché il Catania alla posizione regolare, il tiro di Forchignone non inquadra lo specchio della porta, ma guarda Line che non aveva alzato la bandierina, evidentemente tutto assolutamente regolare. Questo è il momento in cui Forchignone ha un buono stop, poi si perde nel tiro, probabilmente primo controllo perfetto perché palla a seguire, ce l'ha sul destro,
sfera che però purtroppo non inquadra lo specchio della porta. Poteva riportarsela forse sul sinistro, ma evidentemente l'intervento ravvicinato del difensore lo ha indotto a girare direttamente con l'esterno del destro. Centro del campo con Balla, gioco fermo, Marco Carli. Per dirti, Angelo, 4-3-2 praticamente per la Vibonese dopo l'espulsione, con il numero 32 Anselmo che si è andato a posizionare praticamente davanti alla difesa, e in attacco sono rimasti Szymanowski e Balla. Attenzione, perché la Vibonese aveva provato un cross dalla corsia di destra del campo, era intervenuto proprio Szymanowski al centro dell'area di rigore, ma non aveva colto niente. Dice di mantenere la calma. Scusami Marco, ti restituisco la linea, ma era soltanto per l'azione pericolosa della Vibonese. Stavi dicendo? Stavo dicendo appunto 4-3-2, avevo completato comunque il concetto. 4-3-2 per la Vibonese in questo momento, con Modica e Ferraro che restano comunque al limite quasi della loro area tecnica per dare tutti i suggerimenti del caso. Adesso fallo anche di Anselmo, del numero 32 della Vibonese. Dicevi prima di Forchignone che sta facendo benissimo da quella parte. Ricordiamo che aveva fatto altrettanto bene Chiarella nelle prime partite di campionato, per cui altri giovani che si stanno mettendo veramente in evidenza in questo Catania, che sta cominciando al meglio il campionato fino ad ora. Prenota un'intervista con Mattia Vitale, autore di quel gran gol che ha finora condotto il Catania in vantaggio per 1-0. Era il terzo minuto, inquadratura per Lodi, si è battuto un calcio di punizione all'indietro la Vibonese con i piedi. Rendic poco fuori dall'area di rigore centrale, poi per Anselmo, affidato al capitano invece la possibilità di fare ripartire la Vibonese con Balla, controllo di Balla, la pressione su di lui. Stavolta diciamo gioca bene il Catania anche sulla pressione. Mattia Vitale proprio sul portatore di palla, grande lavoro di Szymanowski, inefficace in zona tiro, ma attenzione, ancora Balla, ancora apertura sulla destra con pallone che all'interno dell'area di rigore stava per essere comunque preda dei giocatori, mentre attenzione c'è Sarao che salta Rendic, Sarao prova il pallonetto, pallone che rimbalza due volte e fa un gol Nallo Nicolas, nel senso che segue una perfetta diagonale. Sarao non lo ha colpito con grande velocità e Nicolas, prima che il pallone possa approdare all'interno dell'area di porta, secondo rimbalzo dentro, diagonale, chiude e mette il pallone fuori, evita sostanzialmente il gollone, ma comunque tutto nato da un buon gesto atletico di Sarao, una pressione sul portatore di palla, Sarao la finta su Beters, su Rendic, e poi tocco troppo morbido, poteva forse andare a cercare il tiro violento col sinistro, ne aveva le capacità e anche diciamo l'angolo di lettura. Chissà se possiamo rivedere quell'azione. 35 minuti dall'inizio di questa partita, il gol dell'1-0, ma il Catania ha avuto sicuramente un paio di altre occasioni importanti per raddoppiare. Si riparte con un errore però in chiave di impostazione di Sparandeo, raccoglie comunque Nallo Nicolas, Bonin, ancora Anselmo, ancora all'indietro, apertura invece per Ernaiz, pallone che finisce campo. Guardate, questo è proprio il controllo da parte di Sarao e poi l'appoggio, due rimbalzi dentro, grazie in perfetta allineamento la nostra regia. Nicolas Nallo mette il pallone fuori, la posizione era davvero improbabile, poi nel frattempo Lorenzini si prende una piccola licenza
di mettere una palla alta, rimessa con le mani a favore del Vibonese, che attacca quasi sempre a sinistra, salvo poi andare a cercare il disegno tattico l'affondo sul quello di destra. Finora comunque buonissima la tenuta del Catania. Vitale, l'autore del gol, sbaglia l'appoggio, sono stavolta tutti avanti i giocatori della Vibonese, in due a fare la guardia su Beters, nessuna difficoltà, anche perché lì davanti Zimanioski non ha tutti questi centimetri e quindi sugli spioventi alti, se la difesa è piazzata, ha maggiori difficoltà. Compito più facile assolutamente quello di Lorenzini su questo tipo di palloni. Castellini con i piedi, Beters, palla profonda di Beters sulla corsia di destra, si fa vedere e attende Forchignone. Rizzo invece preferisce appoggiare lì a sinistra, stavolta lo scambio e il tentativo di scatto in avanti del Catania di Forchignone, non trova però, pallone troppo profondo. Rendic lo raccoglie facilmente e lì questi palloni dovrebbero essere sicuramente meglio amministrati, anche perché portatore di palla privo di pressione, anche il tempo di poter riflettere un attimo. Con le mani è pronto il Catania con Castellini, preferisce rifugiarsi da Beters, terreno più tranquillo. Poi attenzione, c'è Lodi, fallo di mani, però pallone intercettato da Zimanioski. Guardate l'appoggio, Lodi prova a rispedirlo indietro, Zimanioski lo va praticamente ad accarezzare col pugno e poi a stoppare, troppo lungo invece l'appoggio per il tentativo di Giovinco. Si è visto di meno in questo primo tempo Giovinco rispetto alla partita giocata 4 giorni addietro, una serie di girandola di Sarao che prova a districarsi tra due maglie bianche, poi commette fallo, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione. Adesso c'è Sparandeo al centro, non cerca la profondità la Vibonese. Anselm con la possibilità di mettere in movimento sulla corsia di destra compagno di squadra, fa buona guardia comunque Somma, palla troppo lunga, troppo profonda, ritorna nella linea difensiva a 4 proprio Tazza, capitano di questa squadra. Mamma, palla che con i piedi è costretto a giocare Rendic, tocco in profondità, l'uscita di Rendic vanifica il tentativo di scatto di Forchignone, sicuramente indietro rispetto al tocco in eccessiva profondità. Con calma Somma, con tranquillità Lorenzini, senza affanno Lodi, sempre Lorenzini, fraseggio breve per linee orizzontali, poi tutti indietro per i piedi di Beters, gioca fuori area. Questo ragazzo gioca bene coi piedi, ha grande confidenza e a volte ci fa prendere qualche patena. Attenzione perché può ripartire il Catania, ma ottima la diagonale difensiva da parte di Tazza, esperienza ovviamente e lettura tattica della partita gli consentono di andare a chiudere, ma l'arbitro comunque ferma il gioco, si riprende con un calcio di punizione a favore della Vibonese. Si fa sentire anche Nicolas Nallo, centrocampo con
la Vibonese con Nallo largo a destra, stavolta gioca da trequartista Zimaniowski, che ha arretrato ovviamente il raggio d'azione. Castellini può cercare la profondità, il campo gli finisce sull'ultimo tocco di interno destro, rimessa con le mani a favore del Catania, che dopo aver iniziato i primi 10 minuti di partita giocata con una certa velocità, adesso ha il classico solfeggio che ha accompagnato le prime 4 giornate di campionato, probabilmente assuefattosi un po' all'idea di essere in vantaggio. È tornato con difficoltà nella verticalizzazione sui fraseggi stretti, la preferenza sempre per i lanci lunghi, ma quello che è importante in questo momento è che ci sia stato il gol di un ragazzo classe 2004 come Vitale, che ha realizzato un gran gol sotto la curva sud del Catania. E poi Forchignone, buona soggiocata per Lodi, Lodi nasconde pallone all'avversario, preferisce poi rifugiarsi su Betters, di piedi per Castellini, si fa vedere largo a sinistra proprio Mattia Vitale, non si fa pregare Rendic, direttamente palla in tribuna, rimessa con le mani. Vediamo cosa indica Ferraro. Marco Carli, mancano praticamente 2 minuti, penso che non ci saranno sostituzioni in questo momento. Esattamente, sì, certo, non ci sono sostituzioni. Ferraro che continua a dare indicazione ai propri giocatori, soprattutto i giocatori che sono più vicini ovviamente alla panchina, fra cui Forchignone, che è un giovane, ovviamente soprattutto Michele Zeoli dà molte indicazioni a lui quando correre, quando non correre, come smarcarsi, a chi toccare il pallone, ed eccolo qui nuovamente protagonista proprio Forchignone in questo momento, per cui insomma qui si vive con tutto sommato anche una certa rilassatezza in panchina in questo momento, anche perché, come dicevi tu, il Catania è in vantaggio di un gol e in vantaggio anche di un uomo, anche se chiaramente vanno ricordate le parole di Lorenzini: non abbassare mai la guardia, parole che abbiamo sentito e ascoltato proprio durante la nostra diretta dopo Licata. A centrocampo c'è Lodi, stavolta la sciabolata in avanti a cercare l'intervento di Giovinco, ma è facile. E la lettura poi dell'intervento di Dino Rendic, che senza alcuna difficoltà c'è un fallo di mani grande quanto un appartamento, mette Anselmo, l'arbitro ferma il gioco e vedremo a questo punto quale e quanto sarà. Guardate, la nostra regia ce lo fa vedere, primo controllo e poi fa il funambolo Anselmo, il pallone che gli rotola praticamente lungo tutto il braccio. Inutile protestare perché lì insomma fallo di mani, c'è tutto quanto. 1 minuto di recupero, dice il direttore di gara. L'uomo della lavagnetta è Sopito, anzi no, la tira fuori proprio in questo istante, la espone al pubblico, mentre dalla panchina della Vibonese Modica e compagni dicono che qualcosa non va nel piazzamento. Prima che Lodi batta questo calcio di punizione, Sarausi defila lungo il versante di sinistra, raccoglie Rapisarda, il tocco per Forchignone, capisce tutto quanto però il Vibonese può tentare di ripartire sul fronte offensivo. 1-2, Lodi prova il pallonetto ma Rendic lo raccoglie. Facile facile, ci ha provato. Questi colpi Lodi ce l'ha, gli riescono meglio a Peppe Mascara però, e probabilmente è soltanto perché il Catania vuole chiudere questi primi 45 minuti senza avere rischiato niente, ma senza avere però cercato di forzare nei confronti della formazione ospite, che è rimasta orfana di un giocatore per l'intervento assolutamente cattivo nei confronti, soprattutto duro nei confronti di Forchignoni. Primo tempo che è finito in questo istante con il parziale di Catania 1 Vibonese 0, parziale che non fa una grinza in quanto al dato numerico.
l'arbitro della partita, il signor Mario Picardi di Viareggio, che adesso comanda l'inizio del secondo tempo di questa partita. Un gesto d'intesa con i due collaboratori, non hanno avuto grandi difficoltà né De Luca, primo assistente, né Montinello. L'arbitro guarda il cronometro, fischia all'inizio dei secondi 45 minuti, pallone giocato all'indietro con Lodi, lancio lunghissimo, verticalizzazione che porta il Catania 15-20 metri più avanti. Poi sull'apertura sulla fronte offensiva di destra, la grande giocata incredibile, il palo da parte di Forchignone, ancora una volta lui autore di un'accelerazione, di un passo a saltare l'avversario, poi palla che gli rimbalza sul piede giusto, la mette bene e subito il palo della Catania, l'apertura sulla versante di sinistra, l'uscita di Rendic mette palla fuori, pericolo immediato per la difesa della Vibonese. Guardate Forchignone, entra in area di rigore, poi col piatto di interno destro va a cogliere l'incrocio dei pali. Subito in apertura il Catania con Forchignone mette le cose in chiaro, rimessa con le mani Lorenzini, pallone che spiova all'interno del rigore, non ci arriva. Per un attimo ancora in questa circostanza di rientro Forchignone si dispera, vicinissimo al gol subito in apertura di ripresa, quando ha avuto la possibilità di saltare l'uomo, converge all'interno del rigore, posizione decentrata lungo il corridoio più vicino alla linea del fondo, e poi arrivato il palo a dire di no, l'esterno dell'incrocio dei pali a dire di no al raddoppio della Catania. Vibonese con Nallo, riprende Bonin, lancio lungo, stavolta ci prova la Vibonese a scavalcare il cerchio di centrocampo. Lodi, Rizzo, dialogo stretto con Lodi, non si chiude però la triangolazione, ne approfitta la Vibonese, fa buona guardia però Lorenzini, all'indietro per Beters che pasticcia un po', si fida troppo stavolta del suo piede, parte il Vibonese, la girata da parte di Zimaniowski, l'argentino, tanto movimento, ma ovviamente si comprende che non è un attaccante puro, un giocatore che gioca più da ala di sinistra. Balla, non infastidisce Somma, parte il Catania sul fronte di destra, si rialza il vice capitano della Catania e solita sciabolata a tagliare il campo, rimpallo che però favorisce il Catania con Castellini, l'appoggio in profondità per Giovinco e c'è pallone che viene intercettato all'interno dell'area di rigore con Nallo, palla che si perde oltre la linea del fondo e si riprenderà pertanto a giocare con un calcio d'angolo a favore del Catania. Giovinco lo batte per Lodi, la sciabolata dentro l'area di rigore, poi seconda battuta, ci prova a schiacciarla la Pisarda, stavolta non gli riesce, il drop al volo che lo aveva condotto alla gol 4 giorni addietro, palla che si spegne sul fondo con calma. Rendic parte sempre dalla linea difensiva cercando il fraseggio, c'è il fallo su Anselmo, l'arbitro Picardi attento, comanda il calcio di punizione per la Vibonese, sempre lui, Domenico Anselmo, palla che scavalca tutto il centrocampo, non si intendono, che gran parata da parte di Beters, parata incredibile sull'albanese Besmir Balla. E qui diciamo disattenzione importante da parte della difesa della Catania al minuto 49esimo, con Balla che schiaccia praticamente tutta la difesa del Catania, esce così come meglio non può Klaus Beters e si dimostra comunque giocatore con alto coefficiente di concentrazione. È stato Somma che ha dato semaforo verde
e poi ritorniamo, rivedremo ovviamente questa azione, ma quando si spegnerà questa possibilità per il Catania, la finta, limite l'area di rigore, poi entra in campo, fa una cosa pazzesca, prima Forchignone e poi Dino Rendic. Dovremmo essere però più incisivi in questo momento della partita, senza badare allo stile, andare a cercare invece il gol per chiudere il match e la gara, perché il Catania ha sofferto, e chissà da bordo campo come l'ha vissuta Marco Carli quell'intervento incredibile di Rendic. Carli, ti dico come l'ha vissuto la panchina, perché giustamente dicevi tu, l'obiettivo è quello di chiudere la partita. Attenzione perché stavolta Forchignone si fa dire no ancora una volta da Dino Rendic. Sugli scudi i due portieri da una parte e dall'altra, stavolta era davvero meno complicato andare in gol. È stato bravo Rendic, è stato forse meno bravo Forchignone a cercare la realizzazione del gol. Rivedremo sicuramente tutte queste azioni, ma nel frattempo c'è il fallo su Besmir Balla, l'ala sinistra albanese, che sta dando qualche problema al Catania. C'è un calcio di punizione, ma rivediamo l'uscita incredibile, guardate, proprio Balla, no, che salta l'uomo ed esce benissimo. Betters, disperazione dell'attaccante, è un'ala a tutti gli effetti, gioca a volte anche come seconda punta, come in questa circostanza. Si dispera ovviamente per l'intervento, ma torniamo con le immagini in diretta. Attenzione perché c'è la Vibonese in calcio di punizione, sul pallone c'è Anselmo che appoggia corto, ancora l'apertura sulla destra con Zimaniowski, con calma prova l'inserimento centrale, proprio il numero 7 della formazione ospite, poi sbroglia tutto dalla linea difensiva. Rizzo chiamato ad un intervento da centrale difensivo. Ci sono state buone possibilità per i portieri di mettersi in mostra, prima Peters, poi Dino Rendic sulla progressione offensiva di Forchignone, che è stato un giocatore che meglio di altri, guardate il controllo di Forchignone, poi semaforo verde, entra in area di rigore, Forchignone gli chiude praticamente lo specchio della porta Dino Rendic, e qui guardate l'altra occasione dove Forchignone poteva forse aspettare qualcosa in più, palla sotto, avrebbe vanificato la scivolata, ma ancora Forchignone, salta un uomo, ne salta due, sembrano birilli, poi l'apertura sul fronte offensivo di destra, lo stop di petto che non riesce a Rapisarda. Peccato, perché tutta l'azione era nata da un ottimo fraseggio, guardate con Giovinco, lo stop di Rapisarda, poi il pallone che gli si allunga, e quando il primo stop non è buono tutto il resto dell'azione può venirne compromessa. Peccato, partita sicuramente più vivace nei secondi 45 minuti rispetto a quella con la quale ci eravamo lasciati nel primo tempo. Occhio però a Somma, perché prima quell'errore aveva messo nelle condizioni Balla di farsi particolarmente pericoloso. Stavolta l'attenzione e la caparbia di Castellini, che si prende anche il fallo, fa rifiatare la linea difensiva della sua squadra, e riprenderemo quindi con un calcio di punizione. C'è la prima sostituzione, mi pare, Marco Carli. Sì, esatto, c'è Zeoli che si sta confrontando con Jefferson, insomma con tutti gli schemi appunto da mettere in atto. Jefferson che entrerà fra pochissimo in campo. Jefferson, che è un brasiliano, ogni tanto dovrebbe ricordarsi come si gioca in Brasile, perché insomma, da quelle parti si gioca non tanto sugli schemi quanto sulla capacità. Parte il Catania, l'arbitro concede il vantaggio per un fallo che di cui era stato vittima Forchignone, però poi perde il pallone. La formazione rosazzurra lo riconquista, lo stop di Lodi dopo il colpo di tacco a seguire da parte di Giovinco.
Riparte invece la Vibonese, corre tantissimo, balla e poi stavolta gli applausi sono tutti quanti per Filippo Lorenzini, un punto esclamativo su quello che è la sua prestazione incredibile. Legge la partita, legge le fasi di gioco, è sempre particolarmente attento. Sostituzione per Manuel Sarao e stavolta Jefferson con ogni probabilità viene inserito in posizione centrale, non più come esterno come era stato provato nella sua prima apparizione in maglia rosazzurra. Esce Manuel Sarao, ha avuto le sue opportunità, però gli applausi sono soprattutto per l'assist che ha permesso poi a Vitale di andare in gol dopo lo schema provato sul calcio di battuta della punizione che al terzo minuto ha liberato Sarao sul lato corto dell'area di rigore in posizione di centrosinistra, pallone prolungato e dopo un rimbalzo prima che la sfera toccasse nuovamente terra, l'esterno di destro ad infliggere la massima, diciamo, punizione per un portiere, palla alle sue spalle a Dino Rendic, il gol realizzato da Vitale, del quale abbiamo parlato approfonditamente nei primi 45 minuti e anche nel nostro intervallo. Si riparte da Rapisarda, Lodi Rapisarda al centro per Rizzo in due tempi, poi mette palla avanti proprio per Jefferson che appoggia, cercava l'inserimento centrale da parte proprio di Forchignone, si era inserito bene, sta giocando a tutto campo il numero 11 alla formazione rosazzurra, che andando avanti di questo passo gli manca solo il gol, si prenderà prima o poi una maglia da titolare. Di esterni e trequartisti il Catania ne è gremito in ogni ordine di età, però un 2003 così forte ovviamente nasce e arriva dal Sassuolo, e l'educazione tecnica mi sembra che ci sia tutta quanta, e anche il lavoro di scouting per farlo restare a Sassuolo e poi ovviamente farlo approdare a Catania. La parata incredibile da parte di Rendic sugli sviluppi, chiede gioco fermo il Catania, era stato di testa ancora una volta il tentativo di mettere palla al centro da parte di Vitale, intervento incredibile di Rendic, lo rivedremo tra qualche istante. Catania vicinissimo, sono almeno 3 nitide occasioni da gol per il Catania per chiudere la partita. Una l'ha avuta ovviamente la Vibonese, e migliore in campo sicuramente la formazione di Giacomo Modica, finora l'estremo difensore. Attenzione perché c'è pronta un'altra sostituzione, ma altrettanto pericolo può arrivare a Catania con Zimanioski dopo l'appoggio di Balla e dopo che siamo rimasti così per un attimo addormentati. Palla che si perde davvero 1,5 metri fuori, ma a tagliare tutta quanta la linea difensiva della Catania dalla fronte di destra. Rivediamo, eccolo qui, il controllo prima di Balla, poi il dai e vai per Zimanioski, la palla che si perde larga a destra, ma dobbiamo evitare di correre questo tipo di pericoli. Lorenzini, Lodi al centro, la possibilità per Rizzo di fare il metronomo leggermente più avanzato di questo asse di centrocampo. Solito lavoro di Forchignone, Lodi al centro del campo, Somma che ogni tanto ha qualche momento di, diciamo, riflessione. Taglio lungo, si fa vedere il Catania lì davanti. Gli applausi sono meritati per la possibilità poi di Castellini di mettere in movimento Vitale ancora una volta dallo spiovente di destra, e poi c'è il gol incredibile
della Catania che arriva con Jefferson che va al centro dell'area di rigore a raccogliere un invito pazzesco che arriva da sinistra e Jefferson realizza il gol del 2-0. Andrea De Jefferson, primo gol in maglia rossaazzurra, minuto 60esimo, e qui diciamo che con Castellini e la girata di Jefferson possiamo dire tutto di Ferraro, ma dobbiamo anche dire che tutte le sostituzioni le indovina, non ce n'è una che non ne indovini. Entra Jefferson e realizza il gol sull'assist di Castellini che gli fornisce il tempo giusto, mentre c'è una sostituzione tra le fila della Vibonese. Marco Carli. No, entra Sarao, sì. Sarao per Giovinco nel Catania, e poi ci saranno 3 sostituzioni entra Sarno. Entra Sarno, scusami, sì. Entra Sarno nel Catania per, poteva anche rientrare Giovinco, per Giovinco. Sarao è appena uscito, non poteva rientrare ovviamente, mentre nella Vibonese c'è una tripla sostituzione. Il primo a fare il suo ingresso in campo, che ha svestito la pettorina adesso, è Scafetta, autore fra parentesi anche di un gol in questa stagione contro il Licata nella prima di campionato. Scafetta che entra al posto di Simanowski, mentre sono pronti anche Albisetti e Ayad. Sono praticamente, entra Scafetta che è una ala sinistra, poi entra Albisetti che è una seconda punta. Albisetti al posto di, lo capiremo tra un attimo, e poi Ayad per Nallo, e poi eccolo qui, mette praticamente qualcosa di più sul fronte offensivo, e poi è entrato Albisetti, Scafetta e Ayad. Eccola qui la terza. Albisetti per Ernaiz. Perfetto. Andiamo anche a vedere quelle che possono essere a questo punto le modifiche sulla chiave tattica di questa partita da parte del tecnico Giacomo Modica. Ma ricordiamoci che il gol di Jefferson era stato anticipato da una serie di ghiottissime opportunità per il Catania, il palo, quasi tutte di firma Forchignone, prima il palo, poi 2 interventi di Rednic sul numero 11 della formazione rossazzurra, ancora azioni che potevano far pendere definitivamente l'ago della bilancia verso il Catania, ma prima di allora l'intervento di Klaus Beters, attentissimo sulla giocata di Balla, e poi il pericolo che è giunto dalla diagonale dell'appena citato Simanowski. Andiamo a capire quello che succede nell'arco di questa partita. Rimessa con le mani Lorenzini, e c'è un turnover di marcatori non indifferente, cioè segnano praticamente sempre giocatori diversi, sempre giocatori nuovi, e questo è davvero un bigliettino di presentazione di questa squadra invidiabile rispetto a quello che sicuramente succede nel mondo del calcio giocato in termini generali. Ci sono sempre delle gerarchie importanti, ci sono sempre dei titolari, dei riferimenti in ogni reparto. Qui obiettivamente la società non ha lesinato le spese, abbiamo francamente tanti titolari in tutti i reparti del campo, e soprattutto questi under che riescono a fare francamente la differenza, come quelli che oggi la Catania mostra sul rettangolo di gioco. Mi riferisco a Fortignone, mi riferisco a Vitale e soprattutto Beters, che è un giocatore che
ha guadagnato il ballottaggio su Groaz, che avrebbe sicuramente più ingolosito qualunque tecnico, perché mettere un 2004 in porta poteva significare liberare 3 slot sicuramente lì davanti, e invece l'abbondanza del Catania porta e conduce a scelte che sono invece squisitamente tecniche. Torniamo alla partita con la Vibonese, apertura sul fronte di destra, e qui c'è il fallo commesso da Somma, forse il meno brillante di tutta quanta la squadra, fallo evitabilissimo tra l'altro sul giocatore in uscita, una maglia tirata, giocatore che stava tornando sì verso la propria metà campo, è vero, poteva girare palla per i compagni di squadra, ma si riprende a giocare con un calcio di punizione. Mi sembra che oltre all'ammonizione che si è preso Somma sia più rischioso. Marco Carli, preparati perché c'è un'altra sostituzione, ma intanto seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione. Siamo ai 22 metri rispetto al punto di battuta di questo calcio di punizione. L'arbitro ha il suo bel da fare per ordinare le distanze. Calcio di punizione tirato da Balla direttamente alto sulla traversa. Carli. Palermo per Rizzo, e questa l'altra sostituzione di Ferraro quando siamo arrivati al 21esimo di questo, quasi 22esimo di questo secondo tempo, metà della seconda frazione, con l'ingresso di Palermo appunto per Rizzo. A proposito di gol bellissimi, ricordiamo appunto quello di Rizzo segnato a Licata, Rizzo che adesso esce dal campo per lasciare lo spazio proprio a Palermo. A te. Entra Palermo, esce il vice capitano di questa squadra, ovviamente gli applausi sono tutti per Rizzo, e anche entra in campo l'esperienza di Palermo, e tutto questo dimostra quante possibilità abbia Giovanni Ferraro nell'amministrare questo enorme ventaglio di giocatori, e soprattutto di farli rifiatare in ottica incontri ravvicinati. Ricordiamoci che il Catania domenica tornerà nuovamente a giocare qui all'interno dello stadio Angelo Massimino, e quindi rifiatato Lodi la scorsa settimana, oggi Lodi la giocherà tutta o quasi, e invece si rinuncia a Rizzo. Sarò le ha giocate quasi tutte da titolare, entra in campo Jefferson e segna il gol del 2-0. Sbaglia Castellini, peccato, concede pertanto agli avversari la possibilità di andare con un calcio di punizione. Siamo a distanze siderali rispetto all'area di rigore del Catania. Stiamo rivedendo proprio il fallo subito dal giocatore della Vibonese senza comunque esiti infausti. Il calcio di punizione battuto dalla Vibonese, all'indietro per Rendic, classe 2002, davvero un bel portierino. Fronte di sinistra, difesa dello spazio di Forchignone, sta giocando una grande partita. Per una volta tanto si scalda pure Giovanni Ferraro. Marco Carli, che succede? Fa riscaldamento, fa stretching. Intanto ti dico una cosa che è avvenuta qualche minuto fa, no? Ma noi diciamo sempre che è impassibile, no? Ferraro in campo, ma si è lamentato qualche istante fa per un pallone che era uscito dal campo di qualche centimetro, e si è lamentato con l'assistente per dire è fuori di tanto. Insomma, si è lamentato parecchio, cosa che non eravamo abituati a vedere. A te. Esattamente, l'area tecnica dello stadio Angelo Massimino consente agli allenatori enormi passeggiate, cosa che invece non succede in altri campi, e qui anche a questo bisogna abituarsi. Nel frattempo, dopo il 2-0, francamente è successo davvero pochissimo. Dopo un inizio sicuramente scoppiettante nei secondi 45 minuti, la posizione irregolare da parte di Scaffetta, l'arbitro ferma il gioco per comandare il calcio
di punizione va poi a redarguire. Non capisco perché Lorenzini, che forse si era lamentato per la non tempestiva decisione del guardaline di sollecitare l'interruzione del gioco da parte del direttore di gara, cosa voleva fare Rapisarda ancora non l'abbiamo capito. Un colpo di tacco, ma non c'era nessuno da quelle parti. Può ripartire invece la Vibonese con azione che è stata fermata e cartellino giallo per Jefferson su Anselmo, e qui se lo poteva francamente evitare. L'arbitro ferma il gioco, primo fallo però della partita. Non mi è parso un fallo particolarmente cattivo, però evidentemente lo rivediamo, magari una lettura differente, sì, ci può stare, ma insomma fallo tutto, cartellino giallo per il primo fallo, francamente anche no, ma questo è la Serie D. Si lotta sui palloni, stavolta la progressione e l'attenzione di Michele Somma all'indietro per Beters, e poi si fa vedere, c'è fallo, l'arbitro non lo vede su Jefferson. Riparte invece la Vibonese sotto per 2-0, finora un gol per tempo sulla destra. La Vibonese prova l'intervento con Tazza, ma il pallone che non spiove al centro dell'area di rigore. Lo stesso Salvatore Tazza, capitano di questa squadra, lungo il lancio al centro della rigore. Somma interviene di testa, era De Marco l'autore del lungo lancio, e ancora Tazza sempre su quel fronte offensivo di centrodestra, ancora De Marco, poi l'arbitro ferma il gioco, comanda un calcio di punizione a favore della Vibonese. Si defila Vitale, vediamo, controllo, sì, strattonato un attimo, poi forse per quella trattenuta la maglia prima, perché poi il secondo intervento mi è parso diretto sui piedi. Calcio di punizione, siamo giunti al minuto 72esimo dall'inizio di questa partita. Ricordiamo il risultato per il Catania, 2-0. Il gol, ricordiamolo, al terzo minuto di Vitale, e poi quello di Jefferson sulla progressione sul lancio di Castellini. Nel frattempo sfuma la possibilità per la Vibonese di cercare comunque la via dell'attacco, quasi sempre affidata al fronte offensivo di destra. Castellini, Lorenzini, che però stavolta sbaglia la misura del lancio, mette in movimento lì a sinistra una serie di mischie, poi ancora una volta la copertura prima di Somma e poi di Lorenzini facilitano il compito di Beters, che rilancia subito il pallone in avanti. Il Catania può sfruttare la corsia offensiva di destra con palla al centro dell'area di rigore, con Lodi che la schiaccia col piattone. Incredibile la situazione, mentre ci arrivano da Instagram le immagini del presidente della Catania che segue la partita sul suo telefonino. Ovviamente presidente che noi salutiamo dalla nostra postazione, ricordandogli il risultato di 2-0, il gran gol di Vitale e poi la giocata di testa da parte di Jefferson. Manovre velocizzate in questi secondi 45 minuti. Marco. C'è stato un cambio nella Vibonese, è entrato Gianmarinaro al posto di De Marco, è il quarto cambio per la squadra calabrese. E il presidente, dicevi del presidente, credo che sia a New York, per cui da lì ha inviato probabilmente quella foto. Anche Ross Pelligra paga €1,90 per guardare la partita da Telecolor. Ovviamente, a parte gli scherzi, il modo per accompagnare le vostre domeniche calcistiche, comunque a volte anche i vostri mercoledì, come nel caso di specie, costa davvero pochissimo e quindi ci potete seguire da qualunque parte del mondo. E a proposito, ovviamente
un saluto anche a chi non ha la possibilità di essere presente a Catania, non vivere in Sicilia e avere la possibilità comunque di stare dentro lo stadio insieme a noi, grazie a Telecolor e grazie ovviamente allo streaming che vi consente di raccontarvi anche questo calcio di punizione che sta per battere Lodi, minuto 74esimo. Pallone che spiova all'interno della rigore, la girata di testa e poi stavolta non ci arriva per ragione di centimetri Forchignone. Era stato buono lo schema ancora una volta sui calci piazzati, guardate Lodi, palla che si alza, Forchignone che era totalmente libero, assolutamente dimenticato dalla griglia difensiva dei 4 della Vibonese che adesso torna nuovamente palla all'indietro con Tazza, c'è un fallo, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, può partire Jefferson, l'apertura sulla fronte offensivo di destra della Catania, la girata e poi la palla che non centra lo specchio della porta con Sarno, peccato. Queste sono opportunità che probabilmente vanno colte al volo, era più facile comunque indirizzare un tiro cattivo da quella posizione piuttosto che pasticciare un po' col piede per regalare comunque un tiro sporco. Rendic ringrazia Bonnin, palla lunga in profondità, la monumentale prestazione finora comunque di Lorenzini con pochissime sbavature. Sul fronte offensivo di destra ci prova il Catania con Vitale, poi lo scambio, l'1-2, il tentativo di inserimento di Lodi, poi Jefferson, lo scambio e l'intervento in seconda battuta, da applausi a scena aperta, quello che è stata la giocata del Catania e anche in chiave di chiusura buona comunque la possibilità di Scaffetta, anzi di Ayad, di andare praticamente a guadagnarsi gli applausi da parte dei sostenitori della Vibonese. Calcio d'angolo, lo batte il Catania, si alza più in alto di tutti Bonnin, la palla alta comunque è profonda, c'è un altro calcio d'angolo, mentre Bani sta per entrare in campo. Beh, qui dovremmo, mi pare che ci sono stati 3 slot già di sostituzioni tra le fila del Catania. Carli, io ne ho contati 3, poi non lo so, chiedi tu allo staff Sarao tecnico. E Giovinco, adesso chiaramente chiederemo, ma intanto sta per entrare anche Bani in campo. Vediamo, ma forse ne abbiamo contati 3 noi, interruzioni per cambi, no, non lo so, vediamo. Sostituzione, esce Francesco Lodi ed entra in campo Bani. Gli applausi ovviamente per il capitano della Catania, ingresso in campo di Cristiano Bani. Cambia pertanto l'assetto di centrocampo perché mancano a questo punto i veterani, quelli che abbiamo parlato, i titolari di questo reparto di centrocampo, perché è uscito Rizzo, è uscito Lodi e a questo punto ci sono Bani e Palermo lì a presidiare l'impianto di centrocampo. Molto sicuramente si confida nell'esperienza dei difensori, mentre c'è il pallone, lo scirato dal gol, il gol della Catania che arriva con finalmente la realizzazione di Michele Forchignone, che dopo averci provato 4 volte esce a porta vuota a mettere il pallone in fondo al sacco al minuto 79esimo. Il gol di uno dei migliori di questa partita, se non addirittura comunque il migliore tra i migliori, Forchignone. Guardate come si sviluppa l'azione sul fronte offensivo di destra, uscita praticamente a vuoto da parte di Rendic dopo la giocata di Rapisard sul traversone, pallone che rimbalza all'interno del rigore, esce a vuoto Rendic che era stato davvero bravissimo
a mettere il pallone comunque, a tenere in alcune volte, in alcune circostanze la squadra a galla, e poi invece l'uscita davvero a vuoto magnifica quella che era stata finora una sua ottima prestazione, incolpevole nei 2 gol che avevano già realizzato quelli del Catania. Marco Carli, reazione della panchina, qual è stata dopo il gol di Forchignone? Reazione della panchina, ti dico, veramente grandissima esultanza. Ho visto un abbraccio fortissimo di Rizzo a Biaggianti e tutta la panchina che esultava quasi come se stesse tifando in quel momento, riproducendo i cori che arrivavano dalle curve anche. E intanto sta entrando Vari nella Vibonese, ultimo cambio per Modica. Continua il balzer degli under per quanto riguarda la realizzazione dei gol. Dopo il primo gol degli under che è stato realizzato da Vitale, arriva quello di Michele Forchignone. In mezzo un altro gol di un giovanissimo nello spirito giocatore come Andrea De Sichera Jefferson per il 3-0, mentre c'è il cartellino giallo per Lorenzini. Ma francamente questi cartellini potremmo pure evitarli. Partita non più in bilico. Abbiamo chiesto tante volte al Catania di dare un'interpretazione esclamativa, mettiamola così, imperativa alla partita. Esce tra i migliori in campo Besmir Balla, entra in campo invece maglia numero 11 per Federico Vari dalla sinistra, mentre Balla comunque nasce prevalentemente come ala di destra, infatti si piazza proprio sul fronte offensivo di sinistra, giocatore con la maglia numero 11. E poi c'è un'altra sostituzione tra le fila della Catania. Non vale quindi la regola dei 3 slot, ma se ne possono fare di più. Entra in campo Boccia per il Catania e quindi girandola di sostituzioni che permette ai tecnici di poter andare a variare l'assetto della squadra e gli interpreti. Ricordiamo che il Catania sta giocando con un centrocampo in questo momento assolutamente inedito, perché sono usciti Rizzo e Lodi, e tutto per concedere rimane Vitale lì in mezzo al campo, che è un 2004, e poi sono stati inseriti insomma giocatori come Bani e Palermo. Proprio per questo motivo lì in mezzo si è messo Bani sul fronte leggermente più decentrato. Hanno preso la posizione gli altri 2 nuovi entrati. 3-0, 83 minuti e mezzo dall'inizio di questa partita. Marco Carli è pronto per i suoi interventi. Sì, è uscito Forchignone, no? È entrato Boccia, è uscito Forchignone, per cui grandi applausi anche per lui. Insomma, Ferraro ha voluto riservare anche l'ovazione del pubblico per il giovanissimo giocatore che sta facendo tanto bene. Boccia che si è andato a sistemare sull'esterno destro di difesa. Rapisarda invece è venuto qui a sinistra a giocare praticamente nella zona appunto mancina del campo. Super giovane l'impianto di centrocampo adesso della Catania. Sul fronte offensivo di sinistra ci prova la Vibonese, tentativo di andare avanti con Vari, la rimessa con le mani, poi scaffetta ancora Vari, deve cercare spazio l'esterno di sinistra, poi pallone scodellato al centro del rigore, esce bene Beters con i pugni, indirizzato poi all'indietro con calma Lorenzini, lo scambio centrale per Somma, apertura a destra, ripartenza poi
per i nuovi entrati Bani, su di lui c'è il fallo. Si rialza giovane giocatore del Catania, può ripartire invece la formazione rossazzurra sul fronte offensivo di centro-sinistra. Ci prova Vitale, poi il piattone, quasi quasi non arriva il gol di Lapisarda che ha fatto una cosa incredibile, era un traversone, non doveva essere un tiro. Guardate, Lapisarda il controllo col destro, guarda avanti, poi non sfiora nessuno, lo sfiora invece Rendic con la punta delle dita. La palla che si perde davvero di pochissimo fuori, stavolta reattivo, portiere classe 2002 della Vibonese, toglie la possibilità alla Catania di cercare il quarto gol. Vibonese che avevamo presentato come un outsider di questo campionato, invece francamente mi è parsa sciogliersi facilmente sotto i colpi della Catania, e questo va ovviamente detto anche alla luce della circostanza che la Vibonese ha giocato un tempo e mezzo in inferiorità numerica, ma la sensazione che abbiamo avuto è che anche 11 contro 11 il Catania non abbia avuto nessuna controragione da farsi dettare dalla Vibonese, comandato la partita. Forse, anzi paradossalmente, la Vibonese ha giocato un calcio diverso quando si è trovata in 10. Catania non ha mai sofferto, salvo in una circostanza, e soprattutto continua a segnare con 9 marcatori tutti quanti differenti, e questo dà a Ferraro la percezione diretta di che macchina gli sia stata affidata dalla panchina. Forse tutti quanti noi avremmo voluto fare gli allenatori di questo Catania, però ci ha messo di suo, e diciamo chiaramente che Ferraro tutte le sostituzioni da quando ha iniziato questo percorso le ha sempre azzeccate. Dalla prima giornata di campionato sembra che abbia quindi chiarissime le idee, e che i giocatori chiamati in causa trovino sempre gli spunti migliori per accontentare il tecnico quando non partono da titolari. Mancano 3 minuti, ormai scollinata la partita dopo il terzo gol realizzato dalla Catania. Lorenzini sul versante di sinistra per Castellini, poi si lotta a centrocampo, c'è un fallo comunque fischiato, si defila da quella posizione Bani, battuto il calcio di punizione, intervento di Somma che è cresciuto un po' in questi secondi 45 minuti, più presente, più reattivo. Anche lì dobbiamo fare i conti comunque con la tenuta atletica dei giocatori. Insomma, in avanti può proporsi il Catania adesso con Vitale. Che partita la sua, un ragazzo che dimostra grandissima maturità, tenuta atletica, grande concentrazione, e adesso che il centrocampo è affidato anche alla corsa dei trequartisti che sono stanchi, chi più di lui non lo sa, dall'inizio di questa partita. Qualche scambio di opinioni con il tecnico a bordo campo. Guardate, questo è l'intervento prima subito da Lorenzini, battuto il calcio di punizione per il Catania, guadagna secondi Castellini, ci mette un po' di esperienza, la partita è finita tra poco più di una manciata di secondi. Sapremo recupero, mamma mia, poi attenzione perché la traversa evita il gol ad Albisetti dopo che c'è stato forse il primo errore di Lorenzini, era andato stavolta a rimediare Somma, ed Albisetti al minuto 89esimo ha preso la traversa
graziato nella circostanza Beters, che nulla avrebbe potuto fare per evitare che la pallone entrasse in rete. Ci ha pensato la traversa, ma anche qui facciamo il paio col palo preso da Forchignone, quando ancora il risultato era soltanto di 1-0 per il Catania. Partita che dura 90 minuti ed oltre. Gli oltre sono 4 quelli concessi da Mario Picardi di Viareggio, che ha diretto una partita comunque in maniera lineare, applicando la regola del buonsenso, forse qualche cartellino di troppo da una parte e dall'altra, però tutto sommato una gara giocata sportivamente dalla formazione di Modica e anche da quella di Ferraro. Non ci sono stati scontri violenti, se non quello posto in essere da Thomas Martinez Basualdo, l'argentino, che era andato a cercare la testa di Forchignone. Ma attenzione, fronte offensivo di destra per il Catania, pallone messo al centro, la chiusura provvidenziale in prima battuta di Anselmo, poi il tiro con la spalla Sparandeo, mette la palla fuori. Applausi per il Catania. Scorre il primo dei 4 minuti di recupero per la formazione rossazzurra, mentre vediamo Ros Pellegra impegnato in un tragitto in metropolitana o forse addirittura in treno, con un tablet e con il racconto della nostra partita. Presidente, risultato di 3-0 per il Catania, che non fa assolutamente una grinza e che regala ai tifosi del Catania, qui a Catania in Italia e in tutto il mondo, Australia compresa, la chiusura di questa quarta giornata di campionato da capolista. Catania che non subisce gol neanche in questa partita, che lotta comunque fino alla fine, qualche calo di tensione ma tutto ci può stare. Under che fanno la differenza, under che segnano, under che trovano la via del gol, under che risolvono situazioni tecniche importanti. Bene pertanto anche la costruzione di questa partita. Marco Carli. E sì, è proprio così, Angelo. Gli under che d'altronde ci avevano detto anche durante le conferenze stampa iniziali, ti ricorderai, Angelo, quanto era importante riuscire a costruire anche un settore, fra virgolette, un comparto di ragazzi under che sapessero dare il meglio. Intanto Rapisarda si invola, io ti restituisco la linea. Corsia di sinistra, Rapisarda lotta, vince il duello, chiamato a girarsi all'indietro nella possibilità di mettere in movimento Vitale, limite dell'area di rigore con Bani centrale, poi per Somma, fronte di destra per Boccia, regge bene il centrocampo Young di questa squadra, ancora pallone che spiava all'interno dell'area di rigore, non lo raggiunge però nella circostanza il Catania. Ci ha provato Sarno, poi anche Boccia, l'autore della girata, pallone che si perde fuori. 3 minuti e 20 di recupero già trascorsi, mancano 40 secondi alla fine di questa partita, che ha visto un secondo tempo scoppiettante rispetto a quello con la quale ci eravamo lasciati nei primi 45 minuti. Il limite dell'area di rigore, ci prova ancora il Catania con Marco Palermo, ma la palla si perde facile, dritto per dritto tra le braccia di Dino Rendic, autore di un paio di parate importanti, ma di un errore che ha condotto il Catania sul risultato di 3-0. Finisce la partita proprio in questo istante. Applaude il pubblico dello stadio Angelo Massimino e non può essere diversamente.